Quest'anno non lo dico più, ma lo penso. Il 60% dei giovani è ottimista sul suo futuro lavorativo. Un ragazzo su 2 sogna il posto fisso. Per fare carriera, 1 su 3 è disposto a rinviare il matrimonio o il momento di avere figli. Bassissimo il livello di fiducia verso la politica è la foto della generazione tra i 19 e i 39 anni scattata da una ricerca commissionata dai giovani imprenditori di Confcommercio, che oggi concludono il loro forum a Venezia. Sentiamo il servizio del nostro inviato Vittorio Cota. Il 2010 sarà ancora un anno di difficile passaggio dalla recessione allo sviluppo. L'economia crescerà poco meno o poco più dell'1%, i consumi delle famiglie potrebbero essere ancora più modesti. Davanti al dinamismo dell'export, la domanda interna langue. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiude la 2 giorni veneziana dei giovani imprenditori partendo dalla situazione del paese e lanciando una proposta. Un patto che dovrebbe anzitutto registrare le caratteristiche vere dell'Italia produttiva, un'Italia in cui vi sono grandi imprese industriali, ma anche un'Italia in cui vi sono tantissime piccole e medie imprese manifatturiere e tanta impresa diffusa, sia necessario per individuare soluzioni che consentano a tutte le imprese di meglio competere e di crescere. E al governo Sangalli chiede di rafforzare le scelte di riduzione del prelievo fiscale sul salario di risultato. Da Venezia, con la collaborazione tecnica di Daniele Di Noia, linea allo studio.